Benvenuti, con l'itinerario di Borghi d'Italia siamo giunti in Lombardia e vi porteremo alla scoperta di Gromo, una delle perle della Val Seriana in provincia di Bergamo. Il comune tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano e si trova a 676 metri sul livello del mare con 1210 abitanti. Nel Medioevo Gromo era soprannominato la piccola Toledo e nel corso del programma scopriremo perché. Non aggiungo altro, a voi Gromo! Gromo è un paese della provincia di Bergamo di 1200 abitanti, collocato in Alta Valle Seriana lungo il fiume Serio. È un paese, diciamo, molto vario, in quanto da una parte vi è il borgo medievale ancora ben conservato e dall'altra invece le frazioni, tra le quali Boario Spiazzi e La Ripa, che invece presentano molta natura. Quindi sicuramente è un paese vario proprio perché da una parte si trovano la storia e la cultura, l'arte, e dall'altra invece la natura, le attività sportive, eccetera. L'attuale amministrazione è in carica dal giugno del 2016 ed è un'amministrazione nel complesso piuttosto giovane. Stiamo puntando attualmente molto sul turismo e infatti da pochi anni Gromo ha ottenuto degli importanti riconoscimenti, tra i quali quello della bandiera arancione e l'inserimento all'interno del club dei borghi più belli d'Italia. Questo chiaramente è un motivo di orgoglio per l'amministrazione, ma allo stesso tempo prevede molto impegno, molto lavoro. Sicuramente passeggiando per Gromo ci si chiede che cosa abbia fatto di questo paese una realtà comunque così ricca anche dal punto di vista architettonico. Si pensi per esempio alla presenza dei castelli e delle torri, e questo è dovuto al fatto che in passato vi è stata una forte produzione di armi a Gromo, tant'è che il comune veniva chiamata la piccola Toledo e il periodo più fiorente si racconta sia stato appunto il XV secolo. La piazza Dante è uno dei luoghi più amati e soprattutto da chi arriva per la prima volta a Gromo. Diciamo che restano incantati proprio perché è una piazza ben conservata, ci si immerge ancora nella storia di Gromo e questo è possibile grazie alla presenza del castello, della chiesetta di San Gregorio, del Palazzo Milesi, attualmente sede comunale, e di quello che troviamo anche all'interno del Palazzo Milesi, vale a dire i musei che ci rimandano alla storia di Gromo. Gromo è il paese dove sono cresciuta ed è sicuramente il comune che mi ha dato tanto. È una realtà piccola, ma in questa realtà ho potuto crescere, tant'è che poi ho deciso di impegnarmi per il mio paese, precedentemente come assessore e poi ora come sindaco. E ho deciso di farlo proprio per ritornare un qualcosa a questa realtà nella quale comunque sono cresciuta, avendo la possibilità di ricevere tutto, e più lo amministro più mi appassiono a questo paese, proprio perché ci sono tanti elementi da valorizzare e adesso con tutto il gruppo lo stiamo portando avanti questa promozione e valorizzazione del territorio.
L'invito è proprio quello di venire a Gromo e di vedere il paese, perché solo vivendolo ci si può rendere conto di quanto questo piccolo borgo sia meraviglioso e di tutto quello che nel suo piccolo può offrire. Con il parroco andiamo a conoscere la comunità religiosa di Gromo in provincia di Bergamo. Noi ci troviamo all'interno di quella che è la chiesa parrocchiale di Gromo. Come potete vedere è certamente un gioiello nel panorama proprio anche delle chiese che ci sono nella nostra diocesi, ma soprattutto per gli abitanti di Gromo, e quindi per questa comunità cristiana è un po' il centro, il fulcro della vita, non solo della vita, diciamo così, religiosa, ma anche dello scorrere del tempo della vita delle persone. È una piccola comunità, siamo un piccolo paese nell'Alta Valle Seriana, viene da una buona tradizione di fede, aperta anche alle iniziative che vengono proposte, attenta anche ai tentativi che cerchiamo di costruire insieme, cercando di tradurre per l'uomo di oggi quello che è il messaggio di fede, il Vangelo di Gesù. In questo luogo si raccolgono parecchi secoli di storie, quindi anche di ricchezza e di bellezza, soprattutto di un cammino di fede che per tante generazioni ha mantenuto viva la fede in questo territorio. La cosa particolare di questa comunità, un po' tutte le comunità hanno una festa che è più sentita, no? In genere potrebbe essere il patrono, che qui è San Giacomo l'Apostolo, quindi certamente un patrono molto importante, ma il momento che raccoglie di più gli abitanti di questa comunità è il Venerdì Santo e la sua processione. Forse è l'unica occasione in cui molte persone insieme collaborano per realizzare qualcosa di bello che poi diventa, fra virgolette, uno spettacolo. Ovviamente dal punto di vista nostro, della comunità, cerchiamo di fare in modo che chi partecipa, che sia della comunità che venga da fuori, possa viverlo come un momento di fede e un momento di preghiera. Mi piace dire una cosa di questa chiesa, non tanto dal punto di vista artistico, quanto sottolineando questa particolarità, il fatto che questa chiesa è costruita fuori dal centro abitato, proprio anche dal nucleo storico di Gromo. E mi pare significativa questa scelta. In genere si dice che la parrocchia è una casa tra le case. In realtà qui, oltre a essere una casa tra le case, che sono poche qua attorno, è un luogo quasi di accoglienza per le persone che sono di passaggio. Oggi l'uomo va cercato e va raggiunto dove vive, no? Soprattutto dove passano i suoi giorni, dove passano le sue attività, e questo credo sia un po' una cosa bella, ecco, di questa chiesa. Ovviamente non è l'unica chiesa sul territorio della nostra parrocchia, c'è una chiesa che è in una piccola contrada, che per sé è nel comune di Valgoglio, ma è ancora parrocchia di Gromo, che è Colarete. Anche quello è un piccolo gioiello, una piccola chiesa fine 1400. Un'altra chiesa poco qua sopra è la chiesa della Visitazione, la chiesa di Santa Maria, come dicono qui, alla Ripa Bassa. Salendo ancora oltre si trova una piccola chiesetta nella località della Ripa Alta, una chiesetta senza nessuna pretesa, ma sicuramente per coloro che sono affezionati, ecco, questa piccola chiesa dedicata alla Santissima Trinità. E infine quella è proprio nel cuore di Gromo, nella piazza di fronte al municipio, a fianco del castello, la chiesa di San Gregorio. È la chiesa che usiamo per le celebrazioni feriali, una chiesa molto raccolta, e questo favorisce anche la celebrazione feriale per le persone che scelgono, ecco, anche questo cammino.
In un ristorante del centro storico andiamo a degustare i tanti piatti tipici del luogo. Sono Ivan della Locandra Il Cacciatore di Gromo. Noi ci troviamo a Gromo, siamo un ristorante a conduzione familiare, è da 10 anni che operiamo in questo settore. Dal 2009 abbiamo aggiunto anche una pizzeria gestita direttamente dal titolare Aldo Santus, che facciamo pizze con salumi e formaggi locali. La cucina invece è curata nei minimi particolari dalla moglie del titolare Daniela, che con molta cura e passione prepara ogni piatto. Partirei a elencarvi i piatti tipici della nostra tradizione di Gromo, partendo dagli affettati, come antipasto di salumi, affettati tutti di nostra produzione. Abbiamo il nostro culatello, il nostro lardo e il nostro salame. Proponiamo anche dei salumi di prosciutti di selvaggina, come il prosciutto di capriolo, il prosciutto di cervo e il prosciutto di cinghiale, tutti accompagnati con degli ottimi porcini sott'olio dalle nostre montagne. Come antipasti possiamo proporvi anche dei formaggi. Abbiamo il formaggio di monte, abbiamo la formagella e lo stracchino, un formaggio molto fresco e morbido, molto particolare. Tutti i nostri formaggi li consigliamo di accompagnare con le nostre confetture. Abbiamo una confettura di more, la confettura di lamponi e il miele degli apicoltori della zona. Oltre a questi antipasti noi proponiamo anche un carpaccio di cervo servita con una spolverata di parmigiano. Come primi piatti partirei a presentarvi uno dei nostri classici, le spade di San Rocco, un piatto che abbiamo creato noi, perché nel 1666 qui sorgeva, proprio dove oggi sorge il ristorante, c'era una chiesa, la chiesa di San Rocco. Dopo le spade di San Rocco vorrei presentarvi i casoncelli alla bergamasca, una pasta all'uovo ripiena con dei salumi insaccati, del parmigiano e del pan grattato. Oltre a questo abbiamo un nostro classico, semplice ma buonissimo della nostra tradizione, il risotto ai funghi porcini, fatto esclusivamente con porcini della nostra zona. Poi abbiamo anche le tagliatelle al ragù di cervo, in bianco, una nostra invenzione, le crespelle al ragù di capriolo, dove all'interno viene messo del ragù di capriolo. Senza besciamella né niente, a fine cottura viene semplicemente spruzzata un po' di burro fuso aromatizzato con del pino mugo. Come secondi partirei con il nostro brasato di camoscio al barolo, fatto con del barolo e delle verdurine del nostro orto, accompagnato con una polentina macinata a pietra. Altro nostro classico è la tagliata di cervo come secondo, questa carne tenerissima che viene fatta alla brace e poi accompagnata a fine cottura sul letto di rucola con delle scaglie di grana. Come dolci ci terrei a proporvi il nostro semifreddo alle noci, fatto con panna, latte e uova e noci, oppure un classico strudel di mele rivisitato con anche dei frutti di bosco al suo interno. Vi aspettiamo a Gromo! Adesso andiamo a visitare il Museo delle Armi Bianche e delle Pergamene. Ci troviamo all'interno del MAP, il Museo delle Armi Bianche e delle Pergamene di Gromo, che dal 2014 vede un nuovo allestimento che ha valorizzato quelle che erano la collezione di armi bianche, costituita da spade e alabarde, e di pergamene antiche, che vanno dal 1267, la prima che parla della guerra di Kovo, nella quale appunto i borghi di Gromo, Gandellino, chiamato in quel momento Dragone e Valgoglio, ricevettero il riconoscimento di borghi della città di Bergamo, fino al XVIII secolo. Principalmente questa collezione fa parte di un lascito di un gromese, Valerio Milesi, quale caratterizzò anche gli spazi stessi di queste sale. Infatti il museo è costituito da 3 aree, di cui il primo è l'ingresso, nel quale c'è un touchscreen consultabile che raccoglie tutte le fotografie
storiche e attuali di Gromo su diverse tematiche fotografiche, che sono esattamente 6. Entrati poi nella prima sala, una collezione di armi bianche, lame originali. Qui appunto emerge questo racconto di Gromo, la piccola Toledo, perché nella nostra collezione è presente una lama da spada che ha questa punzonatura. Della collezione di armi bianche fanno parte una serie di alabarde con diverse tipologie di punte da picca e sono state quasi tutte sicuramente prodotte nel borgo di Gromo. La storia delle lame invece parte proprio della lama, della spada a granchio, arma da battaglia, fino a finire con i fioretti che erano appunto utilizzati semplicemente per ottenere il famoso cosiddetto punto d'onore. Le pareti del museo sono caratterizzate anche dalla presenza di tavolette da soffitto che costituivano appunto la decorazione del soffitto di questo piano del palazzo, e da una serie di affreschi che risalgono appunto al Cinquecento, riguardano come tematiche il controllo di qualità delle armi che si faceva a Gromo, la vendita. Principalmente il MAP ha questo nome per la raccolta sia di armi bianche che di pergamene e documenti antichi. Questo appunto testimonia la presenza a Gromo di maglie e fucine che sorgevano lungo il fiume Goglio, e una mappa mostra in maniera dettagliata come era organizzato questo mondo che faceva confluire sul mercato della piazza delle armi di Gromo più di 1000 lame al giorno nel momento più florido. Tutto questo mondo venne poi distrutto dalla famosa rovina del Goglio del 1666. Noi vi aspettiamo al MAP, il museo è aperto nel weekend tutto l'anno e ha delle aperture più frequenti nei mesi di maggior afflusso turistico. I prodotti caseari rappresentano una delle altre eccellenze di Gromo in provincia di Bergamo. La parola alla signora Claudia. Siamo qui nel mio piccolo caseificio e spaccio e sono un agricoltore e ho un'azienda agricola con i miei 3 fratelli. Siamo in montagna, abbiamo un 70 capi di vacche brune alpine, di cui 40 vacche da latte. La nostra passione è fare il formaggio, qui si vede. Abbiamo 3-4 tipi di prodotto tipico: la formagella, lo stracchino, il monte, facciamo il primo sale e burro. Hanno delle lavorazioni diverse per ottenere un gusto diverso. Il latte è sempre il nostro, delle nostre vacche, è latte crudo, lo lavoriamo tutte le mattine, ok? Facciamo dei formaggi buoni, molto gustosi, molto genuini, molto sani. Abbiamo puntato su una filiera corta, nel senso che raggiungiamo subito il consumatore, il che ci permette di vivere e di avere un compenso equo. E Gromo è una parte di me, è dove sono nata, dove vivo, dove lavoro, e penso che sia un posto bellissimo, che non ci siano uguali. Con un cultore di storia locale andiamo ad approfondire la conoscenza della bellissima parrocchiale dedicata ai santi Giacomo Apostolo e Vincenzo Martire. Ci troviamo all'interno della chiesa di Gromo, dedicata ai santi Giacomo Apostolo e San Vincenzo Levita, che è stato martirizzato nel 300 in Spagna. Al centro si vede lo stile romanico con cui è stata fondata, perché già nel 1184 era parrocchia. Abbiamo trovato il documento nella curia di Bergamo. Ai 2 lati, alla fine del 600 e nel primissimo 700, si è passati allo stile barocco. Il presbiterio, l'altare è del 1645. Lo stile dell'altare è barocco alpino. È di probabile scuola fantoniana. Ai lati dell'altare e sul retro c'è il coro del Cinquecento, tutto in radica di noce. La porta del campanile è l'unica porta che è rimasta del 1100. Ai lati dell'interno della chiesa ci sono 4 altari. È l'altare del suffragio,
fatto dai maestri comacini che venivano dal lago di Como e anche dalla Svizzera, dall'inizio della Svizzera italiana, e in marmo nero e bianco, e dicono che si portassero anche il marmo. Poi c'è l'altare della Madonna, c'è l'altare dei Santi, che la mensa dell'altare è stata levata negli anni 70 per fare il riscaldamento, però è rimasto il quadro. C'è l'altare del Soccorso con Santa Maria Maddalena, alla base dell'altare del Soccorso c'è la statua del Cristo morto che portiamo in processione. In fondo alla chiesa si vede l'organo e su questo organo l'organista, nato nel 1764, si chiamava Antonio Gonzales, è stato poi il maestro di Gaetano Donizetti. Dopo abbiamo il crocifisso che c'è lateralmente, che è stato esposto per 3 mesi nel Palazzo della Ragione a Bergamo, perché hanno fatto la mostra di questo artista che era un milanese, Pietro Bussolo, e lui ha operato dal 1485 al 1525, perciò sappiamo esattamente che è della fine 400 o primissimo 500. Con il consigliere delegato alla cultura ed eventi andiamo a scoprire altre curiosità di Gromo in provincia di Bergamo. Gromo è sicuramente una meta e un paese da vivere 365 giorni l'anno, perché è in grado di offrire al turista natura, sport, arte, storia e soprattutto tradizione. Infatti durante tutti i periodi dell'anno vengono organizzate numerose manifestazioni. Partiamo subito con le manifestazioni durante il periodo primaverile, che vede in pole position la processione del Venerdì Santo, dove il comune e la popolazione intera si unisce per creare un'atmosfera unica e speciale. Successivamente verso maggio abbiamo una importante competizione a livello regionale, che è Gromo sempre in forma, ovvero una competizione in cui vede schierate numerose aziende agricole del territorio lombardo, i quali si competono per vincere un riconoscimento dal punto di vista regionale per i prodotti caseari da loro prodotti. Arriviamo poi al clou, che è l'estate, in cui Gromo si popola di turisti, la popolazione raddoppia e vengono organizzate numerose manifestazioni anche supportati dall'aiuto della Proloco. Di particolare importanza è sicuramente la festa Gromo medievale. Le manifestazioni continuano anche nel periodo autunnale, abbiamo la giornata delle bandiere arancioni di cui siamo molto fieri ospitare, per poi arrivare nella stagione invernale con gli impianti sciistici e tutte le feste a ridosso appunto del Natale o del Capodanno. Quindi io vi invito a visitare Gromo, perché è una meta appunto da vivere 365 giorni l'anno. Continua il nostro itinerario, adesso andiamo ad approfondire la conoscenza della località sciistica Spiazzi di Gromo. Ci troviamo a Spiazzi di Gromo, una piccola stazione turistica invernale estiva. Particolarmente invernale perché c'è della bellissima neve. La sua caratteristica è quella di essere inserita in una stupenda pineta che la trovate, la vedete alle mie spalle, e al sole del Timone, che poi andremo poi a vedere quando saliamo con la seggiovia. Abbiamo 4 seggiovie, un tappeto rullante, abbiamo sicuramente diverse piste adatte sia per i bambini principianti, lo chiamo l'asilo dello sci, medi e adulti, con delle piste azzurre, rosse e nere, per cui per tutte le esigenze degli sciatori. Poi noi ci troviamo sicuramente in alta quota, andiamo 1600, 1700, 1800, e troviamo una montagna che si chiama Timonio ed è caratteristica per lo sci alpinismo. Abbiamo una giornata 300-500 persone, perché è un simbolo dello sci alpinismo. Abbiamo delle serate la sera apposta per loro, e troviamo da questo
piazze, da questo parcheggio fino al cima del Timonio, tutto un lumino, mettono in testa una torcia ed è veramente una cosa stupenda anche per le famiglie, per i bambini. Diciamo uno scenario stupendo e che è bello sedersi e guardare e ringraziare il cielo di quello che ha fatto. Noi siamo l'associazione dei campanari di Gromo, appunto suoniamo le campane da 2013 più o meno, siamo un gruppo di ragazzi e ragazze. Quest'oggi siamo una piccola rappresentanza di 3 persone, suoniamo solitamente per le feste, per le solennità o anche generalmente la domenica, i giorni festivi. Abbiamo 3 tipi di concerto, questa è una tradizione molto antica, infatti anche i nostri padri e nonni già suonavano le campane, anche nella chiesa parrocchiale. Vi voglio invitare nel nostro bellissimo borgo e lo faccio usando una frase del nostro meraviglioso dialetto. Guidegni a Grom aet perché le bel país, i gay montagne e i campani sono proprio be. La bellezza di Gromo ha sorpreso noi e sorprenderà anche voi. Il paese merita più di una visita. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate nella Val Seriana e nel paese di Gromo. Ciao!